è veramente desolante anche proprio guardare questa situazione, perché so perfettamente che tante persone frequentano questa zona, vedo tanti ragazzi, tante persone che vengono anche a correre o a passeggiare o con la bicicletta o col monopattino, e lo sguardo è veramente brutto, brutto per una frazione che chiaramente è turistica, per una frazione che si affaccia sul mare con una costa lunghissima, e quindi abbiamo tanta presenza di turisti, ed è veramente, oltre che un peccato, ma è un boomerang che insomma ci torna indietro in termini di vivibilità. Anche perché l'aria è insalubre, in questo posto in particolare è veramente puzzolente e invece dovrebbe essere una passeggiata al mare. Esatto, è proprio, si sente un odore nauseabondo, chiaramente con queste temperature è normale che ci sia, perché chiaramente il deposito di spazzatura così violento provoca anche questi odori che sono veramente assurdi, ma ripeto, è già la vista che fa venire il volto a stomaco in tutti i sensi, essendo una zona molto frequentata, perché c'è la spiaggia libera di Lido Bruno, ma ci sono tante ville e tante strutture ricettive, è veramente un bigliettino da visita pochissimo, insomma molto negativo, Edificante. sì, sì, molto negativo. San Vito fa la raccolta differenziata porta a porta da quasi 10 anni ormai. Qui non ci sono cassonetti, a parte quelli della porta a porta, neanche quelli per le deiezioni canine, e non è prevista neanche la pulizia delle strade. No, allora, a questo proposito c'è stata già un'istanza fatta da un consigliere che insomma, su spinta anche nostra dal basso, insomma, chiedeva appunto che si programmasse e si pianificasse anche una pulizia notturna nelle frazioni costiere, che non era contemplata fino a poco tempo fa. Insomma, speriamo che la mettano in pratica. Noi facciamo la raccolta differenziata da tanto tempo, ma e questo insomma, noi siamo ormai collaudati nel fare una raccolta, per quanto non proprio perfetta ancora da parte di tutti gli abitanti, però la facciamo. Il discorso è che se notiamo tutta questa spazzatura è perché sicuramente non c'è una gestione eventualmente anche di pianificazione, di programmazione sulle spiagge libere, dove le persone insomma, le più civili probabilmente raccolgono e forse portano a casa, ma la stragrande maggioranza delle persone non lo fa e quindi lascia. Questo significa che sulle spiagge, in particolar modo, ci deve essere una pianificazione diversa. Sull'estiva, perché immagino che insomma, questo problema sia molto presente nei 3 mesi estivi. Per il resto della stagione più o meno si riesce a gestire questa, eventualmente persone che sono incivili di loro, insomma, nella vita quotidiana. Però in estate va fatta una pianificazione diversa, una programmazione diversa che però ancora non vediamo.